Cisco è finito. Siamo in contatto.
Ok, Cisco! Ehi, Bob, chiama Mr. Tiedemann. No, non c'è dinamica. Tutta la spinta va scaricata nell'avambraccio e nella mano tesa. Ah! Punta con gli occhi il centro del collo e scatta, così. A voi. Signor Tiedemann, mi scusi se la disturbo, ma si tratta di un radiomessaggio urgente. Purtroppo c'è un problema alla base di Sucurus. È stata attaccata all'improvviso da un gruppo di uomini armati. Forse guerriglieri o mercenari. I danni sono ingenti, ma la cosa più grave è che hanno portato via un intero carico di pepite d'oro grezzo, già pronte per la fase di depurazione. Io credo che non sia opera di semplici ladri, ma di una potente organizzazione internazionale. Mi permetta, signor Tiedemann, di suggerire il potenziamento della difesa di tutte le nostre basi. Giusto, Schaffner. Giusto. Il nostro dispositivo di emergenza è già scattato. Li stiamo cercando dappertutto, con ogni mezzo. Bene. Sei 2-4 alla base, 6-2-4 alla base, li abbiamo individuati. Base al 624. Tentate di fermarli. L'ordine è di prenderli vivi.
Qui tutto a posto. Queste sono le istruzioni per ognuno di voi, nel caso non dovessi tornare in tempo. Ora! Sono a 3 miglia da qui, vicino alla palude. Ok.
vecchio Bel barbone. colpo, ragazzi, da favola. David, mi rallegro che sei ancora vivo. Vieni, siamo pronti. Un abbraccio, Ted. Anche a te, Cisco. Ma dov'è il comandante? Dovrebbe già essere qui. Spostiamo questo bestione e portiamolo in pista. Ok. Dritto, dritto, tutto dritto. Ferma! Ma quello è il comandante. Ragazzi, ce l'ha fatta! Ted! In perfetto orario, contento? Grazie, se non c'è niente da modificare al piano direi di muoverci subito, d'accordo? Siete pronti? Sì, signore. Andiamo! Resta qui e calcola il valore dei danni. Bene. Mi scusi se le ho chiesto di venire qui, generale. È stata una grave imprudenza. Ufficialmente, noi ignoriamo la sua attività in Cambogia. Per noi è come se lei non esistesse. Questo mi è noto. Ebbene, non lo dimentichi più in futuro. Dunque, perché sono qui? Ciò che è accaduto è stato molto grave. Che cosa vuole da noi? Protezione. Concreta e costante. Deve ricordare, signor Tiedemann, che l'esercito vietnamita si trova qui per garantire al popolo libertà e prosperità, non per proteggere interessi privati. E lei non dimentichi, generale, che al suo governo e a lei personalmente provengono grossi profitti dai miei interessi privati. Sarà un uomo ricco, Tiedemann, ma certo non ha il dono del buon gusto. In affari non serve. Grosso errore. Potrebbe costarle la sicurezza del suo vasto impero. Le do un consiglio. Non creda che saremo sempre disposti a tollerare o ad avallare i suoi traffici illeciti. Posso chiederle un favore? Dica. Vorrei ampia libertà d'azione contro chi ha attaccato la base. È suo diritto. Dopotutto, è la sua guerra privata, ma non esageri. D'accordo. Salve, signor Tiedemann. A presto, generale. Per un po' di tempo sospenderemo la fornitura di armi ai nostri amici vietnamiti. Sì, signore. Sbrigati a trovare gli uomini del comando. Usa qualunque mezzo, non badare a spese.
Voglio sapere chi sono e da dove vengono. E chi ne è il mandante. Li voglio vivi. Sì, signore. Eccomi qua! Finalmente, Ernst, benvenuto a bordo. Peter, come stai, Peter? Non male, tu? Stanco ma ancora vivo. Vieni. Allora, come è andato? Grande fortuna e nessuna sorpresa. Ho mantenuto la promessa. Congratulazioni. Grazie. È stato meno difficoltoso del previsto. Tutti salvi? Tutti. È per i suoi uomini. Un modesto riconoscimento per la loro opera. Li ringrazio a nome del governo afghano in esilio e del mio popolo, che è stato costretto ingiustamente ad abbandonare la patria amata. Apparteneva ai miei antenati, è il simbolo della libertà. Voglio che sia suo. Grazie. Che Dio la protegga e conceda al suo popolo di vivere libero e felice per sempre. Quando partite? Tra un paio d'ore. Conservami la tua amicizia e cerca di star bene. Anche tu. Perché l'ha fatto? Alcuni anni fa ha avuto una ragazza afghana. Fu uccisa il secondo giorno dell'invasione russa. Perché l'oro di Tiedemann? Questa è una brutta storia. Sono stati veri amici. Hanno combattuto insieme in Vietnam. Poi Tiedemann ha preso una direzione e lui un'altra. Perché? Ecco, il padre di Ernst era un famoso gerarca nazista. Tiedemann l'ha denunciato alle autorità. Per soldi. Com'era il vestito? Ah, è orrendo. Ne vuoi un po' di questo? Helen, ho bisogno di parlare al signor Tiedemann. Si tratta di una cosa molto importante. Scusami. Torno subito. Continuate con lei. Con piacere. Si accomodi, prego.
Allora, cosa c'è? Del comando ancora niente, ma Sampan è riuscito finalmente ad individuare uno dei 2 piloti dell'elicottero che ha trasportato l'oro. Sai dove si può trovare? Va bene, me ne occupo io. Allora, dov'è l'oro? Per chi lavori? Vi dirò tutto. Mi sembra di essere ringiovanito, tutti e 4 insieme come ai vecchi tempi. Voglio ringraziarvi di aver accettato e di avermi dato l'onore di essere ancora una volta il vostro comandante. Salute. 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 Io spero di rivedervi un giorno durante questa vita. O una notte nella Valle delle Ombre. Sì, signore. Sì, signore. Questa è una modesta ricompensa per voi, non un salario. Consideratelo un semplice rimborso spese. Ciao, Kitty. Tornate presto.
sta nel parcheggio. Stupendo, bevi. Non agitarti. Sei tenero. Chi, io? Come ti chiami? David. Niente male, eh? Tieni, bevi. Ora fai il bravo, David. Fa finta di eccitarti, così mi farai felice. Su, coraggio. Ti piace? Non mollare, David. Rapazzala. Così va bene. Andiamo. Ehi, baby, questo posto è una fogna. Perché non ce ne andiamo in un albergo? Vieni. Ma dove sei? Per chi lavori? Dov'è il carico?
voleva essere seppellito come un marinaio. Chiama i tuoi amici, Ernst. Ho preparato qualcosa da mangiare. Ora vengono.
Ce la fai? Non è grave. Grazie. Questa è la foto del capo, signor Titelman. L'ha trovata Sampan nella capanna. Si tratta di un mercenario fanatico e bastardo, noto ai servizi segreti di tutto l'Oriente. È naturalizzato americano ed ha un curioso soprannome, Kraut. Perché non incarica il generale vietnamita di dargli la caccia? A che serve? Potrebbe accusarlo di terrorismo o di traffico di droga e sbatterlo dentro. Non è un mercenario, è un bastardo. Non è un terrorista e nemmeno uno spacciatore di droga. Lo conosco. È un soldato, Schaffner. Un maledetto soldato! Fermati! Parla! Su, parla! No, no, no. Chi è stato? Parla. Sampan. È stato Sampan.
Aspetta qua. È pronto l'incasso? Sì. Dammelo. Eccolo. A domani. Dove sei, Jim? Signore e signori, prima di passare alla seconda parte del nostro show, permettetemi di presentarvi con immenso piacere uno dei più grandi e fascinosi prestigiatori. Signore e signori, ecco a voi Mr. George Zizi.
Buonasera, generale. Dove? Va bene. Salve. Chiedo scusa per averle procurato il disagio di venire fin qui, ma la sorpresa che ho per lei non sarebbe stata efficace in un altro posto. Prego. È il capitano della nave che ha trasportato e consegnato ai ribelli il suo carico d'oro. Sfortunatamente non siamo riusciti ancora ad individuare gli elementi del gruppo che ha commesso la rapina. Mi aiuti. No, no, no. Il mio governo non ha apprezzato il fatto che lei abbia chiuso il rifornimento di armi. Vodka? Le do un avvertimento. Lo riapra e subito. Aiuto! Che ne farete? Lo accuseremo di traffico di droga. Posso averlo? Le darò tutto ciò che vuole. Sarà generoso? Al solito. Ma deve tornare alla nave. Vivo. Vivo. Cosa c'è, Mar? La nave è tornata indietro. Il tuo amico capitano è stato arrestato dai vietnamiti. Il vecchio afghano vuole parlarti. L'oro è salvo. Siamo riusciti a scaricarlo prima di essere bloccati. Il capitano è stato portato via con violenza. C'erano uomini di Tiedemann? Non ne ho visto nessuno. Dov'è Cisco? È giù al porto, per avere informazioni. Digli che ci muoviamo immediatamente. Vado. Hello, comandante, mi sente? Sì, ti sento, Mar. È arrivato solo, senza la scorta e senza la donna. Alla ragazza ci pensiamo noi. Ci sentiamo dopo.
just have had enough of too many around here. 'Cause I just have had enough, just enough. 'Cause I just have had enough of that smiling stupid faces. 'Cause I just have had enough of people that can't walk alone. So I just have had enough of too many around here. I just have had enough, just enough. È uscita pochi minuti fa, è andata al Blue Moon Beach. PK160, PK160, PK160. Qui Anastasia 7, mi sentite? Over. PK160, qui Anastasia 7, mi sentite? Over. Anastasia 7, Anastasia 7, qui TK160, siamo in ascolto. È la centrale. Il signor Tiedemann, John Andrew Tiedemann. In Giappone non avete questo genere Scusate. di problemi. Una chiamata radio urgente. Torno subito. Prego, di qua. Sono Tiedemann. Salve, John. Sono Ernst. È da anni che non ci sentiamo. Ma ora vengo al sodo. La tua donna è nelle mie mani. Stai facendo un altro errore, Kraut. Molto più stupido del primo. Restituiscimi l'oro e non giocare con le donne. Sono Helen. Cerca di stare calma. Fa qualcosa, John, ti prego. Sto diventando completamente isterica. Non ce la faccio proprio più. Ti prego, sbrigati. Dov'è il tedesco? È qui, di fronte a me. Eccomi. Ok, Ernst. Chiudiamo subito questa storia. Cosa vuoi? Voglio il rilascio immediato del capitano della nave e la consegna gratuita di un carico di 20 tonnellate di viveri, armi e munizioni. Ma è assurdo. Sii ragionevole. Dimmi cosa vuoi veramente da me. Rivederti in faccia ancora una volta. Quando vuoi, tedesco. Ma dimentica il resto. Il prezzo è troppo alto. Nessuna donna vale tanto. Prenditela se vuoi. No! No, sei uno sporco bastardo! Il capitano della nave è prigioniero di una base segreta. Io so dov'è. Lì c'è anche un grosso deposito di armi e munizioni. Muoviamoci.
Procedo subito. Il caffè è pronto. Intanto vado a cambiarmi. Verrà con noi. Una donna? Perché? In questa impresa avrà un ruolo molto importante. Penso che potremo fidarci. Tu che ne dici? Ah, non sono convinto. Neanch'io. Ecco il suo vestito. Che c'è, Schaffner? Non hai mai visto un soldato? È scoppiata una guerra, forse? Una guerra privata, che dura ormai da molti anni e credo sia arrivata all'ultimo atto. Non so esattamente quando ci sarà lo scontro finale, ma accadrà presto, molto presto, e io voglio essere pronto. È l'unico abito decente che sono riuscita a portar via. Forse non è adatto, vero? Non preoccuparti, va bene così. E ti sta anche bene. Grazie. È tardi? Cisco. Perché lo chiamano Kraut? È una storia troppo lunga. Il signor Tiedemann. Sì, Miss Helen. Fai passare. Ora. Cosa fai qui? Il tedesco sta arrivando.
Devi pagare il conto, John Tiedemann. Peter, sono io, Ernst. Coraggio. Ernst, grazie al cielo sei qui. Stai calmo. Non ne posso più. Aiutami. Sì, sì, sì. Grazie. Fermi! Mandalo via. Allontanati. No. Presto. Eccomi qua. Faccia a faccia. Kraut.
Ernest. Se sei un vero soldato, fai il tuo dovere. Finiscimi. Ernest. Ti prego. Finiscimi. Avrei voluto farlo io.